Io do il benvenuto, lo vedo collegato, lo saluto, lo ringrazio, a Michele Canil, psicoterapeuta che voi tutti conoscete, spesso è nostro ospite, perché volevamo fare il punto di queste festività. Le festività sono sempre un momento un po' particolare per le nostre menti e per le menti soprattutto delle persone più fragili. Ne abbiamo parlato a Natale, no? Si parla di depressione delle feste. Questo vale anche per le festività pasquali. Cominciamo da questa domanda, una domanda un po' banale, però in realtà il fenomeno esiste, dottore. Certo, certo, buongiorno a tutti intanto. Il fenomeno esiste in quanto noi sappiamo che oltre a Natale altre festività e altre ricorrenze tendono sicuramente ad avere un impatto diverso sulle varie categorie, sulle varie fasce d'età e sulle varie situazioni che anche da un punto di vista emotivo e personale viviamo. Chiaramente anche la Pasqua spesso è una ricorrenza che se per alcuni casi, come dire, ci avvicina ancora di più alla famiglia, alla primavera, situazioni sicuramente positive, dall'altro per alcune persone diventa problematico perché è una di quelle ricorrenze che va a toccare il tema della solitudine, della famiglia, del tessuto sociale a cui possiamo appartenere o non appartenere e quindi mette in evidenza sia luci che ombre di quella che è la nostra esistenza e purtroppo è uno di quei periodi in cui da un punto di vista sociale ma anche proprio clinico vediamo dei movimenti e quindi anche spesso delle situazioni che tendono un po' ad aggravarsi o a manifestarsi in modo un pochino più forte. Dal punto di vista... Prego, prego, dottore. Sì, sì, dal punto di vista anche proprio di alcune specifiche patologie come possono essere i disturbi d'ansia piuttosto che i disturbi di tipo depressivo. Questa forma di disagio da che cosa deriva? Prima parlavamo con il parroco, con Don David Berton, che spesso negli anni, nei decenni ci sono stati gli obblighi, no? C'era l'obbligo di andare a messa, l'obbligo di... c'è questa componente anche, le festività vissute come un obbligo? Ecco, per chi le vive in modo negativo, sì, tende a vivere un senso di obbligo perché in qualche modo una persona che ha avuto una ferita, una sofferenza nel proprio tessuto familiare piuttosto che sociale, quindi manca quell'aspetto di cui parlavo prima, no? Quindi il senso di appartenenza, un senso di insieme, quindi ci riconduciamo alla famiglia. Ebbene, la festività in qualche modo obbliga a doverci pensare e a vivere la differenza magari con altre situazioni a noi vicine. I nostri occhi vedono, la nostra mente tende a confrontare un po' per nostra natura e lì se abbiamo qualcosa di buono nello zaino della nostra esperienza, nel nostro bagaglio personale, lo viviamo bene. Lì dove c'è qualche ferita e qualche sofferenza lo viviamo molto male e viviamo il senso d'obbligo di quella ricorrenza che lì dove noi siamo feriti ci ricorda la nostra ferita. Per questo il senso d'obbligo è un tema pertinente per chi purtroppo sta soffrendo. Certo non è un obbligo assoluto, non lo possiamo dire perché insomma il mondo è fatto di ricorrenze, di eventi, di festività, di memoria, di appartenenza, il mondo è ricco, no? Poi spesso però ciascuno di noi riesce a pescare ciò che in qualche modo appartiene al nostro passato e quindi viviamo ciò che abbiamo vissuto sostanzialmente nella nostra esperienza familiare e nel nostro modo di filtrare ciò che abbiamo vissuto, quindi le emozioni. Assolutamente. Lei tra l'altro, dottore, parlava di memoria, c'è anche la memoria di chi non c'è più. Le feste portano anche a questo, alla malinconia per le persone magari care e scomparse. Le persone care scomparse sicuramente come dire, la mancata condivisione di ciò che magari stiamo vivendo noi anche con gioia, ma che magari ci ricorda che potrebbe essere stata ancora più
ricca se ci fossero state le persone che abbiamo perso. D'altronde la perdita e il lutto sono una delle caratteristiche più importanti che noi possiamo toccare a livello di sofferenza. Però diciamo generalmente è anche bene riuscire a conviverci nel modo più adeguato e più sereno possibile, se ci sono delle basi ovviamente che lo permettono. Se ci sono delle basi invece che non hanno permesso di sviluppare questa serenità di base, ovviamente la ricorrenza, come anche Pasqua, e non dimentichiamo la primavera in particolare, che da un punto di vista nostro psichiatrico, psicopatologico, in alcune persone stimolano sicuramente un periodo particolare da tenere monitorato. Ecco, questi sono aspetti di cui tener conto, sicuramente anche come prevenzione, no? Assolutamente. Fatto salvo i casi più gravi, e lì immagino che il messaggio sia sempre quello di rivolgersi a esperti del settore. Per le malinconie più lievi, per la tristezza delle feste, chiamiamola così, qualche suggerimento, una strategia di sopravvivenza, che cosa ci suggerisce, dottore? Partiamo dalle cose più semplici e quindi teniamo conto che nonostante i dibattiti in ambito scientifico, l'essere umano è un animale sociale. Possiamo avere più o meno introversione, più o meno estroversione, ma andare a ricostruire un minimo di rete, ma che vuol dire da una buona amicizia in su, sicuramente è un buon modo per far fronte a questa malinconia di cui parla lei. Quindi circondarsi di persone positive e che percepiamo ci vogliono bene. Potenzialmente avvicinarci alle persone che magari abbiamo piacere tenere care nel nostro cuore e quindi trovare il modo di condividere un po' di più. E poi anche magari, ecco, per chi sta dall'altra parte rispetto a chi prova malinconia, provare ad avvicinare noi stessi, chi vediamo che un pochino tende a soffrire, ad entrare in quella difficoltà che di solito normalmente è anche ciclica nel corso dell'anno. Certo. È sicuramente una buona idea. Non abbandonarsi quindi alla solitudine e aiutare chi magari tende a farlo. Grazie Michele Canil per questi suggerimenti molto preziosi che ci consentono di chiudere il nostro racconto. Questa Pasqua che ci prepariamo a vivere da tutti i punti di vista, spirituale per chi ha fede, consumistico tra virgolette per chi vuole concedersi qualche momento di relax e poi appunto relazionale come ci suggeriva Canil. Quindi grazie ancora a Michele Canil. Io vi ricordo i fatti principali di giornata, l'incidente di questa notte a Bressanvido dove è morto questo 17enne, poco fa Vanessa Banzato ci ha raccontato tutto, la tragedia in A4 tra Padova Est e Padova Ovest dove alle 4 del mattino è morto un uomo di 48 anni e poi torneremo anche a Treviso nel corso delle nostre edizioni serali per questo ordigno bellico ritrovato a ridosso delle mura. Come sempre avremo tanto ma tanto da raccontarvi anche dal punto di vista politico. Quindi per il momento mi fermo qui, sono le 14:31, saluto e ringrazio dalla regia Andrea Basso e Marco Gagliazzo. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon sabato di Pasqua.